Si va con la sesta corsa dall'Arcoveggio, confronto per cavalli di 3 anni sulla distanza del doppio chilometro. Non corre Enorme Nap, lo schieramento 1 Expo dei Greppi, 2 Eneleon SM, 3 Elidex, 4 Enola Gay Treb, 5 Elixir, 6 Esplosivo GSO, seconda linea 7 Eva Kent F, 9 Easter Lake. Favori per Enola Gay Treb in chiusura, insieme a Enea Leone SM, macchina che accelera, però Enola Gay Treb ha avuto problemi in partenza. E così si avvantaggia subito Enea Leon SM nei confronti di Expo dei Greppi. Prima curva completata, 15 i primi 200 di gara, terza posizione in corda per Esplosivo GSO, mentre gli altri seguono un po' più discosti, cappeggiati da Enea Leon SM. Elidex al comando, che completa il quarto iniziale in 34, un po' scatenato in avanti. Elidex, vedete, un po' piegato Massimiliano Michelotto, che deve un po' cercare di trattenere il proprio allievo, che completa in 45,9 in 600, trascinandosi Expo dei Greppi. Numero 9 Esther Lake, Quindi squalificato. Esplosivo GSO, ancora Enea Leon, via via gli altri. Intanto il giro in 1, 1 e 1 in corsie esterne, avanza Eva Kent F. Eva Kent progredisce, raggiunge Esplosivo GSO in terza posizione, se ne va il chilometro in 1:16 e 6. In vantaggio è sempre Elixir, sempre Elidex, scusate, che conduce davanti alle tribune per il secondo passaggio. Expo dei Greppi in seconda posizione, la progressione di Eva Kent F, che sopravanza Esplosivo GSO e si trascina Enea Leon SM. Parziale in 15,3. E ora i cavalli sono a 600 dalla conclusione, con il leader Elidix che si mantiene per il momento intangibile, continua a guidare nettamente su Expo dei Greppi. All'esterno però Eva Kent F prova a farsi minacciosa, subisce però l'anticipo di Expo dei Greppi a 400 dalla conclusione. Expo esce su Elidex e a metà curva l'impegna, tende ad avvantaggiarsi. Chiuso per il momento Esplosivo GSO, che riesce a trovare però il varco per sprintare, retta d'arrivo, che vede in vantaggio Expo dei Greppi. All'esterno c'è però l'attacco di Esplosivo GSO, che passa nel finale. Esplosivo GSO viene a vincere nettamente, il secondo posto è sul palo per Enea Leone SM. Al terzo finisce Expo dei Greppi 1,17 con 31,4 a chiudere. La vittoria per Esplosivo GSO, Patrick Romano in sediolo per conto di Marino Lovera. Andiamo a rivedere le battute finali, con Esplosivo GSO che passa e vince chiaramente. Patrick Romano, perfetto in salchi al allievo di Sonia Galanti, al training Marino Lovera. Il successo per Esplosivo GSO nei confronti di Enea Leone SM e di Expo dei Greppi.